Conclusa la 41esima corsa del ciclamino a Vidor, domenica 24 settembre, con il consueto entusiasmo da parte di tutti. Fortunatamente è andato tutto bene, il tempo ci ha assistito, la corsa è venuta fuori in maniera fantastica, oggi è una giornata meravigliosa, anzi diciamo che il vento che è venuto stanotte ha spazzato anche le nuvole e questa mattina veramente io ho provato il percorso questa mattina in solitaria e devo dire che era una cosa stupenda. Successo 800 persone nonostante il tempo, per noi è una cosa importante. Le scuole abbiamo avuto una partecipazione molto importante, molto forte, quindi anche questo per noi è un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere. I percorsi da 5, 10 e 16 km hanno dato la possibilità di passare una domenica mattina all'insegna dello sport. Sempre corposa la partecipazione sia di atleti esperti che di appassionati, famiglie e, come da tradizione, la partecipazione delle scuole. In palio, infatti, anche un premio alla scuola più numerosa, oltre ovviamente ai vincitori dei rispettivi percorsi. È stata molto bella, ci siamo divertiti, però anche molto faticosa. Sì, è stata una bella corsa, abbiamo fatto fatica nell'ultima parte dove c'era l'ultimo tratto, però sì, il resto è stata tutta una bella corsa. E sono arrivata in prima media, volevo che in palestra trovare i canestri perché mi piace tanto giocare a basket. Un percorso, quello della corsa del ciclamino, che piace a tutti, comunque impegnativo, visti i 655 metri di dislivello lungo il percorso, ma che, proprio grazie al territorio vidorese, permette di ammirare luoghi pianeggianti e panorami mozzafiato. Mi sono divertita perché i posti sono bellissimi, meritano sempre. Io sono da qua, quindi li conosco, però fatti così con un altro spirito più competitivo, ha meritato. Noi l'abbiamo fatta in gruppo per divertirci sul paesaggio qua che è splendido. Il percorso è molto bello, i pistori sono proprio per le persone che fanno la passeggiata, che si godono. Per chi corre è abbastanza impegnativo. La pioggia di stanotte ha reso un po' il terreno un po' viscido, però sicuramente è bello, la giornata è splendida, molto molto bello. Ora le lepristrache sono già all'opera con altre attività e in prospettiva della 42esima corsa del ciclamino, sempre nella splendida cornice offerta da Vidor. Io come sempre devo fare un ringraziamento ai volontari. Noi riusciamo a fare queste cose, pensano delle persone che si svegliano alle 6:30 del mattino, dedicano il loro tempo a questa corsa ed è tutto gratuito. Per noi è fondamentale, senza di loro non riusciremo a fare questo. L'ultimo ringraziamento, lasciatemelo, devo farlo a tutti i nostri partner e sponsor che ci danno una mano ogni anno anche in tempi un po' così, diciamo non proprio di boom economico, però allo stesso riusciamo a avere dei risultati anche con loro. Quindi grazie a tutti e sicuramente ci rivedremo il prossimo anno.